Innanzitutto voglio augurare un buon lavoro al nuovo governo e anche a Giorgia Meloni e mi complimento anche per la sua caparbietà e per la sua velocità che ha saputo mettere in piedi il nuovo esecutivo in tempi abbastanza brevi. Certamente le problematiche restano e sono i temi che abbiamo già discusso anche con il ministro Urso, che sono i temi riguardanti la fiscalità, i temi che riguardano la giustizia e non dimentichiamo che oggi il problema principale sono i costi energetici. Il presidente di Confartigianato di Vicenza non ha dubbi. In cima alla lista delle priorità per dare ossigeno al tessuto produttivo locale resta la questione dei costi energetici. Serve assolutamente uno strumento per contenere e calmierare i prezzi di gas ed energia elettrica per essere competitivi. L'Europa ha fortemente deluso per non aver raggiunto questo obiettivo, un nodo irrisolto che resta una grande sfida del nuovo governo. Altro tema fondamentale da affrontare per le imprese è il cuneo fiscale e nuove politiche per favorire l'occupazione. La mancanza delle risorse umane potrebbe mettere a rischio a breve molte produzioni. Su tutto si conferma la necessità di dare una risposta specifica al Veneto. L'autonomia per noi è un tema irrinunciabile. Erika Stefani ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, manca l'ultimo passo. Ora il ministro Calderoli deve completare questa opera che ha rassicurato anche il governatore Zaia. Speriamo che in questo governo si possa raggiungere effettivamente l'autonomia.